Il progetto di telemedicina e teleassistenza dall'ASL di Nuoro è stato definito il migliore della sua categoria nel 23° congresso nazionale dell'Associazione Italiana Ingegneri Clinici. A sottolineare la notizia il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Pierluigi Saiu, che parla di primi segnali di ripresa per la sanità nuorese. Il progetto riguarda le 3 patologie più ricorrenti tra i pazienti over 65, scompenso cardiaco, diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva. Una centrale tecnologica con personale dedicato, sottolinea Saiu, monitorerà i pazienti dotati di dispositivi elettronici di controllo. I parametri fisiologici saranno trasmessi al personale sanitario che individuerà il percorso più appropriato per il paziente. Sul territorio avranno sede ambulatori cuscinetto con la funzione di garantire assistenza e controllo. Saiu ricorda che la digitalizzazione della medicina è uno degli obiettivi strategici del PNRR e l'ASL di Nuoro ha un progetto valido che inizialmente si rivolgerà a 1000 pazienti con scompenso cardiaco e poi verrà esteso alle altre patologie. Quello nuorese sarà un progetto pilota in Sardegna e costituirà un modello di riferimento. Stiamo lavorando insieme all'assessorato alla sanità per farlo partire immediatamente, prosegue Saiu. Questo risultato è frutto della riunione strategica che si è svolta a maggio con l'assessore alla sanità Mario Niedu, il direttore generale dell'assessorato Francesca Piras, il direttore generale di Ares Anna Maria Tomasella, il direttore generale della ASL Paolo Cannas e i consiglieri del territorio. Un incontro per definire i programmi e gli strumenti per il rilancio della sanità nuorese. In quella sede il progetto di telemedicina è stato individuato come strategico e si è deciso di investire, conclude Saiu.